Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Sangue sulle strade in Sicilia, morte 4 persone in 2 diversi incidenti. A Palermo perdono la vita 2 giovani in moto, mentre un bimbo di 4 anni travolto da un'auto è ricoverato in gravi condizioni. Sulla statale 189 deceduti padre e figlio. Sparatorie, un omicidio che scuote la città, bande criminali che seminano paura. A Catania allarme e sicurezza, mentre il sindacato di polizia chiede risorse per uomini e mezzi. Arance, pesche e produzioni di eccellenza da salvare. 12 sindaci del comprensorio di Ribera chiedono con urgenza la terza irrigazione di soccorso per contrastare caldo e siccità. Semplificata la norma salva casa in Sicilia, da oggi è più facile regolarizzare gli immobili con piccole difformità. La Regione ha emanato un apposito decreto. Partorisce il giorno dell'esame, i professori della commissione si trasferiscono all'ospedale San Marco di Catania per permettere alla mamma di sostenere la prova prima del parto. La mia vita è un film, il concerto di Orietta Berti incanta Favara tra successi e nuove hit. Calcio, si è chiuso il mercato estivo, a corner il direttore sportivo del Catania Pastore, tanti acquisti e un monte ingaggi più basso, abbiamo centrato gli obiettivi, innesti anche a Trapani e Siracusa. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale parlando di incidenti mortali, sangue sulle strade siciliane, 4 i morti in un solo giorno, ma c'è anche un bimbo di 4 anni che è stato travolto a Palermo e si trova in questo momento ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ma sentiamo Marco Gullà. 4 morti in un solo giorno, 4 vite spezzate in 2 incidenti differenti nelle strade palermitane e poi un bambino di 4 anni investito in via Altarello a Palermo, in codice rosso, all'ospedale di Cristina. Una giornata drammatica nelle strade del capoluogo e in provincia. Nella tarda mattinata nella statale 189 in direzione di Lercara Friddi un violentissimo scontro tra una BMW e una Peugeot. Morti padre e figlio, rispettivamente di 69 e 39 anni, Gaetano e Tommaso Catalano. L'altro automobilista, 58 anni, originario di Mussomeli, è invece rimasto illeso. L'altro mortale nella notte a Palermo, nel sottopasso di via Belgio, in viale Regione Siciliana. Un incidente autonomo che ha spezzato le vite di 2 ragazzi, Antonio Mazzola, che proprio ieri aveva compiuto 27 anni, e Domenico Schiavo, di 24 anni, entrambi di Palermo. Una moto di grossa cilindrata, una Kawasaki, in circostanze ancora da chiarire, sarebbe finita sull'asfalto in maniera autonoma e non scontrandosi con un'auto. Un impatto violentissimo per i 2, non c'è stato nulla da fare. Non è escluso che l'incidente sia stato causato dall'alta velocità. Antonio lavorava nella ristorazione come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico, aveva festeggiato proprio ieri il suo compleanno, una vita davanti finita sull'asfalto di via Regione Siciliana. E poi Domenico, giovane di 24 anni, lavorava in un'agenzia di scommesse allo Sperone, erano amici, sono morti insieme in una maledetta notte di fine estate. Nel pomeriggio invece un bambino di 4 anni è stato investito all'altezza di via Altarello da una Ford Ka guidata da una donna di 38 anni. L'automobilista l'ha soccorso e insieme alla madre del bambino l'ha trasportata all'ospedale di Cristina con la propria auto. Il piccolo è in codice rosso e sotto stretta osservazione. Adesso ci spostiamo a Catania, in una città turbata dai recenti fatti di cronaca e di violenza. Oggi a scendere in piazza è stato il sindacato di polizia. Le loro richieste in prefettura hanno riguardato l'esigenza di rafforzare uomini e mezzi. Sentiamo Luca Ciliberti. Sparatorie quasi quotidiane, un omicidio che scuote la città, bande criminali che seminano paura e mentre i cittadini chiedono più sicurezza, le forze dell'ordine sono lasciate senza risorse. La prevalenza delle clan mafiosi sul controllo delle piazze di spaccio o della distribuzione del racket delle estorsioni è evidente.
Non è che stiamo raccontando barzellette, questa è insicurezza. Poi il posteggiatore abusivo vedremo, metteremo un vigile urbano come deterrente. Secondo il SIAP, sindacato di polizia, che oggi è stato ricevuto in prefettura, mancano oltre 500 poliziotti in provincia di Catania e un piano di controllo del territorio aggiornato. Gli agenti sono costretti a turni massacranti e ad operare con mezzi vecchi e dotazioni insufficienti. Però il problema maggiore è il piano di coordinamento del territorio. Abbiamo un piano di coordinamento che nasce nel 2008, quando le forze di polizia e carabinieri erano sufficienti per poterlo eseguire. Oggi non lo sono più. Oggi abbiamo su 2 spicchi di città 4 volanti, su uno spicchio di città rimanente 3 gazzelle dei carabinieri. Capite bene che se un cittadino telefona e le volanti sono impegnate a posti di controllo, a controlli esercizi commerciali oppure alla caccia ai posteggiatori abusivi, che forse è l'unico problema che ha questa città evidentemente, il cittadino deve aspettare. Intanto si attende l'udienza di convalida del fermo di Abtom Mailu. Nel quartiere qualcuno lo chiamava Thomas. L'etiope, parcheggiatore abusivo, ha confessato l'omicidio di Alessandro Innurre, ma ha dichiarato di aver agito per legittima difesa. Nelle prossime ore si svolgerà l'autopsia sul corpo della vittima disposta dalla procura. Nei prossimi giorni invece si riunirà a Catania anche la Commissione Nazionale Antimafia, proprio per tenere accesi i riflettori sul tema della sicurezza in città. Droga a fiumi in circolazione nelle città siciliane, 2 sequestri dei carabinieri oggi a Messina e a Catania che testimoniano come sia fiorente il mercato delle sostanze stupefacenti. Francesco Triolo. Armi e droga all'interno di un garage di via Antonio Cagnoni e la scoperta che i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno fatto seguendo gli indizi che portavano ad un 62enne di Catania già noto alle forze dell'ordine e arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e sostanze stupefacenti. L'indagine, all'interno di un ampio controllo del territorio per rintracciare armi clandestine, ed i militari avevano maturato dei sospetti pesanti sull'uomo, così lo hanno pedinato sino al garage, che era un vero e proprio deposito per lo stoccaggio e il confezionamento delle dosi di droga. All'interno di bidoni di plastica normalmente usati per il trasporto di capperi erano infatti custoditi oltre 30 kg di marijuana, già suddivisi in più di 30 buste da circa 1 chilo ciascuna, pronte per l'immissione sul mercato. Durante la perquisizione i militari hanno anche ritrovato una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola brasa, caricatore inserito e colpo in canna. Accanto all'arma erano nascosti 2 silenziatori e 21 cartucce calibro 380. Le stime degli investigatori, la droga sequestrata, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 300.000 euro. Grosso sequestro di droga anche a Messina. Sullo stretto i carabinieri del nucleo radiomobile, durante un controllo agli imbarcaderi in un'auto sbarcata da un traghetto proveniente da Villa San Giovanni, hanno trovato 2 kg di hashish suddivisi in 20 paletti e un altro involucro con oltre 500 grammi di cocaina. Arrestato un 25enne per spaccio di droga. Dagli accertamenti effettuati, dal quantitativo sequestrato, sarebbe stato possibile ricavare migliaia di dosi da vendere sulle piazze di spaccio della città. E adesso una notizia che riguarda un lutto nel mondo del giornalismo. A 94 anni si è spento Emilio Fede, il giornalista siciliano nato a Barcellona, Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Era ricoverato da tempo nella residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Fede ricoprì il ruolo di direttore del TG1, poi a Mediaset, da direttore di Video News e di Studio Aperto. Per 20 anni, dal 92 al 2012, ha diretto e condotto il TG4. Cambiamo decisamente argomento. 12 sindaci del comprensorio di Ribera, nell'Agrigentino, chiedono con urgenza la terza irrigazione di soccorso per salvare arance, pesche e produzioni di eccellenza messe a rischio da caldo e siccità. Davide Sardo. Agricoltura a rischio nel comprensorio di Ribera. I sindaci di 12 comuni lanciano l'allarme e chiedono con urgenza la terza irrigazione di soccorso per salvare arance, pesche e le altre produzioni di qualità del territorio. La richiesta è stata formalizzata dai primi cittadini di Ribera: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Raclea, Cianciana, Montallegro, Lucca Sicula, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula, che si sono rivolti al presidente della regione siciliana Renato Schifani e alla cabina di regia per l'emergenza idrica in agricoltura.
Nelle scorse settimane erano state concesse 2 irrigazioni grazie alle acque degli invasi Castello e Raia di Prizzi. Un sollievo temporaneo che però non basta. Temperature elevate e assenza di piogge stanno mettendo in ginocchio le colture. Da qui la richiesta di attingere anche dall'invaso Leone e dalla diga Gammauta per garantire nuova acqua alle campagne. Un intervento indispensabile, avvertono i sindaci, per scongiurare il collasso economico di un comparto agricolo che rappresenta l'identità e la ricchezza di questo territorio. A Messina la Guardia di Finanza ha scoperto una mega truffa per cantieri fantasma col bonus del 110%. Denunciate 11 persone, sequestrate beni per oltre 1.600.000 euro. Francesco Triolo. Una maxi truffa da 1.600.000 euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Messina al termine di un'indagine nei confronti di un gruppo criminale che operava sui Nebrodi e che risultava beneficiario di ingenti crediti di imposta inesistenti connessi al super bonus 110%. La Procura di Patti, che ha coordinato le indagini, ha denunciato 11 persone per il reato di truffa aggravata, autoriciclaggio ed emissione ed utilizzo di fatture false. I crediti di imposta fittizi sono stati generati grazie anche alla complicità di professionisti intervenuti come asseveratori che hanno falsamente attestato la regolare esecuzione di lavori edili. Dai riscontri contabili, l'analisi dei rapporti economici e finanziari tra i principali soggetti coinvolti e le verifiche fiscali si è appurato come attraverso l'uso di fatture per operazioni inesistenti e di asseverazioni non veritiere sia stato certificato il sostenimento di costi per lavori di riduzione del rischio sismico, il sisma bonus 110% e l'efficientamento energetico, l'eco bonus 110%, in realtà mai eseguiti su 3 immobili di pregio nei comuni di Mistretta e Tusa. Parte dei crediti d'imposta sono stati poi monetizzati dietro corrispettivo grazie alle successive cessioni a società terze. E da oggi sarà più facile regolarizzare gli immobili siciliani con piccole difformità rispetto ai documenti catastali. La Regione infatti ha emanato un decreto che semplifica le procedure della cosiddetta norma salva casa. Manlio Viola. Regolarizzare i piccoli abusi o le piccole incongruenze edilizie in Sicilia adesso sarà molto più semplice. È stato emanato oggi dall'assessorato regionale alle infrastrutture il decreto che chiarisce e semplifica una serie di passaggi burocratici per l'applicazione della cosiddetta norma salva casa, varata dal governo nazionale e recepita in Sicilia nel novembre del 2024. La normativa nazionale inserisce infatti una serie di pratiche da svolgere presso il Genio Civile per le abitazioni che sorgono in zona sismica, e la Sicilia è ricca di zone classificate in questo modo. Lavorando insieme agli ordini professionali, ora la Regione ha individuato procedure semplificate che permettono di superare alcuni passaggi burocratici. Con il nuovo decreto regionale le difformità molto piccole da sanare, quelle cioè al di sotto del 2% della superficie dell'intero immobile, potranno essere regolarizzate senza fare nulla, mentre per quelle che vanno dal 2 al 5% della superficie dell'immobile basterà depositare un semplice certificato al Genio Civile. Inoltre non sarà sempre necessaria la richiesta di autorizzazione sismica e si proseguirà facendo riferimento agli adempimenti e alla documentazione tecnica già esistenti per l'intero immobile. Andiamo a Catania, il giorno dell'esame coincide con quello del parto e allora i professori della commissione si sono trasferiti in corsia per permettere appunto a Laura, la neomamma, di sostenere la prova e di non perdere la sessione. Stanno bene il piccolo Raffaele e la mamma promossa 2 volte. Desiree Ferlito. Un turbinio di emozioni, a parte insomma la nascita di mio figlio, che è stato un parto abbastanza complicato. Poi riuscire a fare l'esame è stato, non me l'aspettavo, ecco. Doppio esame per Laura, il primo per la sua professione, il secondo forse il più importante della sua vita. La 33enne avrebbe dovuto sostenere la prova concorsuale per l'accesso al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno, lo stesso giorno in cui era previsto il suo parto. Non avrei mai potuto recarmi a fare la prova, ecco, direttamente lì all'università. Per cui tra un dolore e l'altro e insomma un pianto e l'altro avevo rinunciato. E quindi l'Ateneo, o meglio 3 docenti dell'Università Core, hanno raggiunto lei all'ospedale San Marco di Catania, che grazie a uno speciale decreto rilasciato dal rettore dell'Università Paolo Scollo si è adoperato immediatamente per gestire l'emergenza e così lo stesso giorno Laura ha svolto l'esame e poi ha partorito. È stata proprio una parità realizzata stavolta, non soltanto a parole ma con i fatti, e quindi questo è importante.
per tutte le donne che si trovano ovviamente in questi panni. Ecco. L'esame, sostenuto nello studio del primario di ginecologia del San Marco di Catania, Nino Rapisarda, è stato brillantemente superato da Laura, sotto gli occhi emozionati di tutto il personale medico, che si è poi successivamente adoperato per sostenere Laura per un'altra prova, la nascita del suo piccolo Raffaele, che sta bene e che un giorno sarà orgoglioso della sua mamma, a cui abbiamo chiesto se è stato più difficile sostenere l'esame o partorire, anche se la risposta è abbastanza scontata. Molto più difficile partorire, sì. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi ci occuperemo di Siracusa, bella ma cara, e che proprio per questo allontana il turismo. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, bilancio di fine vacanze. A Siracusa il caro prezzi esaspera i residenti e allontana i turisti. Francesco Aloi. Ci sono stati anni in cui si stava veramente bene, adesso per noi residenti è diventato impossibile resistere. Il caro prezzi esaspera i residenti e allontana i turisti. A dimostrarlo sono le presenze, in calo rispetto al passato. Aumenti che, come ci dicono i residenti, a Ortigia diventano più evidenti. Allora, diciamo che i prezzi stanno livellando rispetto al restante della Sicilia. Sulle spese alimentari, caffè, pasta, farina, le cose di prima necessità. Sicuramente i prezzi sono orientati a quelli di turismo. Diversi gli scontrini pazzi che in questi mesi hanno fatto il giro dei social. Chi lavora nel settore della ristorazione risponde così. Ma non è che siano tanto esorbitanti i prezzi. Ad esempio granita con brioche, quanto costa? Granita con brioche costa 5 euro qua, ma siamo di fronte a Piazza Duomo. Che personalmente ho comprato un cannolo 2,50 in un paesino, con tutto il rispetto, ma io il mio cannolo qua lo vendo 2,50 con un affitto molto ma molto più caro perché siamo a Ortigia. Facendo un giro tra i locali però non troviamo prezzi esagerati. Credo che sia un po' sulla norma rispetto ai prezzi nazionali. Non mi sembra, anzi alcune cose avevano un buon prezzo rispetto a quello che si vede in giro. Eppure, secondo il comitato dei residenti, il caro prezzi a Ortigia c'è. Un bar e un altro all'interno di Ortigia ci sono differenze di prezzo che non capiamo, sino al 70% in più a parità di prodotto e di esercizio. E intanto il centro storico è sempre più invivibile, tra caos, parcheggi e pochi controlli. Favara ha accolto Orietta Berti per i festeggiamenti di San Giuseppe. La cantante emiliana, con oltre 60 anni di carriera, ha incantato Piazza Cavour con il concerto La mia vita è un film. Ma sentiamo Davide Sarto. Cosa mai ci sarà dietro un grande amore? Una piazza gremita, un pubblico in visibilio. Favara ha accolto una delle voci più amate della musica italiana, Orietta Berti. In occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe 2025, la chansonnette di Cavriago ha regalato ai presenti una serata indimenticabile. Piazza Cavour piena in ogni angolo, un vero sold out, con spettatori di tutte le età che hanno intonato insieme a lei i grandi successi di una carriera lunga oltre 60 anni. Dal repertorio degli anni 60 e 70 fino alle recenti collaborazioni con Fedez e Rovazzi, un viaggio musicale tra nostalgia e attualità. Con il concerto La mia vita è un film, Orietta Berti ha emozionato, divertito e conquistato ancora una volta tutti. Un entusiasmo travolgente che conferma il suo legame eterno con la musica e con il suo pubblico. So quello che vorrei. Ci fermiamo ancora, una pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, ieri si è chiuso il mercato, il direttore sportivo del Catania Pastore ne ha parlato proprio ieri sera nella nostra trasmissione Corner. Sentiamo.
Dietro il mercato del Catania, le scelte, gli obiettivi centrati, le ultime trattative. Ha raccontato tutto a Cornell il direttore sportivo rossazzurro Ivano Pastore. Intanto i motivi dello scambio Quaini-Buglio non è andato a buon fine. Non è sicuramente una cosa partita da noi. La Juve Stabia ha cambiato idea, ha deciso di non prendere più Alessandro e noi l'abbiamo tenuto qui. E poi gli attaccanti, quello del presente, Caturano, e quello del futuro, Leonardi. Caturano è il presente in questo momento, no? Chiamiamola anche la certezza, come lo è Ciccio Forte, lo sta dimostrando, e come lo è Rolfini. Leonardi è stata un'operazione per il futuro. Un grande merito è stato quello di aver sistemato parecchi, quasi tutti, i giocatori che non rientravano più nel progetto. Non era facile, però io credo che per una società e anche per un direttore in prima persona, quando riesce a chiudere il mercato, togliendo tanti giocatori, mettendone diversi forti e tenendo un mondo di ingaggi più basso, sia una soddisfazione maggiore. Pastore ha parlato anche della vicenda inglese. Sul suo mal di pancia ha detto: qualcosa c'è stato, ma il ragazzo ha risposto da professionista. E poi Menez e l'offerta per il prolungamento del contratto. Noi secondo me abbiamo fatto una proposta molto importante se pensiamo alla base di partenza che ha il ragazzo in questo momento. Credo anche che sia parametrata, penso ai giocatori più importanti che abbiamo. Adesso sta a lui decidere se accettarla o non accettarla. Il mercato delle altre siciliane di Serie C si è concluso con un acquisto per il Trapani e 3 per il Siracusa. Sergio Colosi. La goleata con Latina e la rinnovata fiducia su gruppo e tecnico hanno limitato ad una sola operazione l'ultimo giorno di mercato del Trapani, l'arrivo del difensore Andrej Motok, 23 anni, dalla Virtus Entella. Cresciuto nella Salernitana, Motok ha una discreta esperienza in Italia, con Carpi, Siena e Legnago. Niente attaccante o trequartista come sembrava, in organico c'è già tanta qualità ed esperienza. Tocca ad Aronica valorizzare il materiale tecnico a disposizione con una fase offensiva brillante, come avvenuto sabato scorso. Con 20 acquisti, Trapani rivoluzionato, confermati in 7: Uicai, Benedetti, Sabatino, Sciotti, Segberg, Carriero e Ciuferri, ma qualcuno andrà via. Chiusura di mercato con 3 arrivi per il Siracusa. Per il centrocampo Giulio Frisenna dal Catania, il terzino Damiano Cancellieri dall'Avellino e il ritorno del portiere svincolato Silla. Cancellieri, 24 anni, ha concluso la scorsa Serie C con la Triestina, in passato Perugia e Monterosi. La costruzione differita della squadra ed errori di inesperienza sono state le principali cause delle sconfitte contro Salernitana e Monopoli. 0 punti in classifica, ma anche la convinzione che oggi Turati dispone di un organico competitivo per la salvezza. Con questo servizio si chiude questa edizione del nostro telegiornale. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.